Essere un po' pazzi per iniziare, poi una volta Andiamo a vedere da iniziata questa staffetta e poi scusate, che sarà Sara Torrini e l'Elisa Giubileo, spero che recuperi da un infortunio che ha al piede sinistro, poi la giovane Noemi Melotti che... E allora andiamo a seguirla questa gara dopo il segnale dello start. Andiamo a vedere, andiamo. Staccate dal bracchetto le atlete, prese da prima Pippo Gioppa e via seguente a Spora Libera invece questo. Lo sfogo per l'atleta Simonella della Rossa che sta comando, pare non avere rivali fino ai primi metri. Per nuotare in un altro modo rispetto a tutti. Un altro modo, più alta sull'acqua, già un corpo di vantaggio, specialista nel 200, virata bellissima, veloce, qui a plena lunga, no, non ce n'è per l'avversario. Non ce n'è, a questo punto andiamo a vedere solamente il cronometro, che cosa ci dirà. C'è un tentativo da parte della corsia numero 3 della Irina della Russia, altra della Rossa, ma crolla, ci ha provato ma sta crollato. Medaglia d'oro per Simonova, l'italiana, eccola che tocca, 47-36, ribadisce il tempo di stamattina 47-31, quindi non è contenta, infatti, non è contenta della sua performance, probabilmente dopo il gran risultato di stamattina si aspettava qualcosa di più. Sì, si aspettava probabilmente qualcosa di più, però dai, ha pure attaccato un oro e un record del mondo, il suo nome rimane nella storia di questo sport e per un po' rimarrà. Beh sì,